João Pinto, innanzitutto gran bella partita, due squadre che hanno onorato il primo e il secondo posto, è stato veramente uno spot per l'hockey. Sì, una bella partita tirata, ben giocata, con qualità, è stato un bel spettacolo di hockey. Senti, hai qualche rimpianto, ti va bene il punto, per la classifica sicuramente va bene, magari speravi o cercavi qualcosa di più, oppure dici no vabbè mi tengo il punto perché alla fine dà continuità. No, abbiamo preso, fa parte del gioco, non mi piace, vabbè, il risultato specchia sempre il gioco, però abbiamo giocato per vincere, abbiamo preso un po' di pali, ma fa parte del gioco. E abbiamo avuto occasione per chiudere la partita nei primi 5 minuti del secondo tempo, non l'abbiamo fatto, e dopo il Bassano ha fatto un gol, un gran gol, un tiro indifensabile, imparabile, e non abbiamo chiuso la partita nei primi minuti del secondo tempo perché abbiamo avuto occasione, quindi alla fine il pareggio si sta, ma dal mio punto di vista abbiamo perso dei punti. Senti, voi avete un roster profondo, ma quanto pesi in questo momento l'assenza di un big come Cocco? Guarda, se non lo dicevi neanche mi ricordava, perché intanto Giulio è un gran giocatore, si porta dietro un infortunio che ha fatto in nazionale e è fuori, però è un gran giocatore, le vogliamo bene, è il nostro capitano, però se tu non lo dici neanche mi ricordava che non c'era, perché la squadra è triste, ne ha fatto di superazione, e tutti, anche i ragazzi che salgono, Francesco Togneti, Andrea Togneti, i ragazzi giovani che stanno salendo, stanno facendo molto bene l'allenamento, e Giulio è sempre con noi, quindi non c'è in pista ma è sempre con noi, e la nostra squadra non è fatta di individualità, noi giochiamo di collettivo, e negli ultimi anni hanno passato molti giocatori qua e tre sono sempre restati in vetta. Senti, ultima cosa, qual è adesso il vero problema del Tetrissino? Mi spiego, cioè gestire la pressione di provare a vincere ancora in Italia, oppure la pressione che l'ambiente, la società ti chiede per provare a fare una Champions il più a lungo possibile, non dico di arrivare a vincere perché è complicatissima, però arrivare quasi fino in fondo. Come si fa a gestire questo tipo di pressione? Noi, la pressione che te parli, noi facciamo pressione versus passione, e la nostra passione fa parte di avere pressioni e la pressione fa parte della passione, quindi per noi è normale, noi giochiamo sempre per vincere. Guarda, oggi nel furgone fino qua mi sono reso conto che non abbiamo ancora perso nessuna partita. Guarda che neanche ci ricordiamo di questo, mi sono reso conto oggi dopo tante partite, quindi noi andiamo partita verso partita, noi non pensiamo alla fine, perché per arrivare alla fine bene bisogna vincere tutti i giorni, e noi la nostra pressione, ti dico che è più alta di lunedì a venerdì do che molte volte la domenica, e chi gioca qua sa.